La miglior preghiera è fare con amore il proprio mestiere, un mantra efficace quello di Don Antonio Rizzolo, veronese, da dicembre nuovo direttore responsabile di Famiglia Cristiana. A guidare lo storico settimanale negli ultimi 17 anni era stato Don Antonio Sciortino, che non di rado tra copertine e servizi anticonformisti aveva fatto risuonare una voce fuori dal coro rispetto alla stampa cattolica. Ora la palla passa all'omonimo veronese, già direttore del periodico Credere e del mensile Jesus. Abbiamo intervistato Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. In tempi di post-verità e di aggressione digitale, come deve reinventarsi l'editoria cattolica, in particolare Famiglia Cristiana? Famiglia Cristiana da sempre ha cercato di parlare al proprio pubblico sia nella versione cartacea che in quella digitale in maniera moderata, con toni pacati, raccontando le cose come stanno ma senza esasperazioni. Credo che in questo periodo appunto di post-verità questa sia la cosa fondamentale. Ecco, a proposito di brutte notizie che bisogna dare, la diocesi di Padova, la diocesi a luci rosse, come si può raccontare? Anche lì credo che bisogna da una parte raccontare la verità, che purtroppo è come minimo triste e anzi deplorevole. Dall'altra parte bisogna non andare a pescare nel torbido andando in tutti i particolari, che alla fine servono soltanto ad alimentare appunto la voglia della gente appunto di andare nel torbido, ma non serve a nulla. Bisogna raccontare questo, poi bisogna anche dare voce a chi è vittima di certe cose, di certe situazioni, perché non passi sotto silenzio ciò che non è giusto che accada.